Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale è venuto nella notte a Catania. La vittima è il trentenne Fabrizio Cavallaro di Belpasso. Il giovane viaggiava a bordo di un mezzo a due ruote di grossa cilindrata che ha impattato violentemente contro la rotonda di Piazza Galatea. Insieme a Fabrizio viaggiava un giovane di 19 anni, al momento ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Un altro incidente mortale si è verificato sull'autostrada A19 nel tratto tra Palermo e Catania. Subito dopo lo svincolo di Caltanissetta, il sinistro ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. Il bilancio di una persona che ha perso la vita e un'altra ferita. È stata uccisa a colpi di arma da fuoco in strada Mariella Marino, la 56enne residente a Troina, in provincia di Enna. Il sospettato del delitto è al momento il marito Maurizio Impellizzeri, che la donna aveva già denunciato. L'uomo avrebbe aspettato la vittima all'uscita di un supermercato, l'avrebbe minacciata con una pistola. La donna sarebbe riuscita a fuggire riparandosi nella porta di casa di una conoscente. Impellizzeri però avrebbe sparato mentre la vittima era sulla soglia dell'abitazione, colpendola 3 volte e uccidendola. La coppia si era separata da un anno e aveva 3 figli maggiorenni. Il cadavere di un uomo di 74 anni è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme nelle campagne di Oliveri, siamo in provincia di Messina. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che coordina le indagini, al momento non esclude alcune ipotesi, compreso il gesto volontario. E in chiusura le previsioni meteo per domani. La protezione civile ha diramato l'allerta per rischio incendi e ondate di calore, bollino rosso per Catania, Palermo e Messina. Ed è tutto per questa edizione. Nuovi aggiornamenti sul nostro sito www.neusicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e buona serata.